Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Dunque, eccola qui. Noi non abbiamo ancora quella colorata, ma insomma la nuova bozza dell'autonomia che oggi il governatore del Veneto Luca Zaia ha consegnato nelle mani del ministro Boccia all'incontro a Venezia, che come avrete forse avuto occasione di vedere abbiamo seguito in diretta. Questa sera commenteremo. Avevamo capito giusto, sono 36 i rilievi, le osservazioni che il Ministro ha fatto, non ancora tutte oggi, sono stati molto schietti l'uno e l'altro, sia Zaia che Boccia, nelle proprie idee, ma queste 36 osservazioni non sono ancora arrivate in via ufficiale al governatore Zaia, ma si incontreranno poi nelle prossime settimane. Dunque il giorno di Zaia e Boccia, poi c'è il tema dell'immigrazione con l'accordo raggiunto Italia, Malta, l'Unione Europea, con redistribuzione automatica e rimpatri che saranno in capo ai singoli paesi. Quindi insomma di questo dobbiamo discutere, è la settimana di Renzi, insomma tra un po' ci sarà l'assessore Marcato, Remo Sernagiotto, l'onorevole Pellicani, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, che oggi insieme al PD ha incontrato il ministro Boccia dopo l'incontro con Zaia, e questo è un dato politico per noi importante, forse non sottolineato abbastanza, ma perché il ministro Boccia arriva qui e incontra i rappresentanti anche locali, non solo del Parlamento ma del Consiglio regionale di PD e 5 Stelle, insomma è già un indirizzo politico delle prossime regionali. Allora, primo suono alla campanella, vi ricordo 351 1755 340 per intervenire in diretta, mandate i vostri sms, le domande. Non ho ricordato il sondaggio, Tony, riusciamo a farlo subito, poi lo ricordiamo anche dopo. Cioè, secondo voi con questa autonomia arriverà con il governo giallorosso? Cioè, l'autonomia arriverà alla fine col governo giallorosso? Sì al numero che vedete in verde, no al numero che vedete in rosso. Non c'è scritto ma è così. 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no, circa 2000 telefonate mi pare dalle 18:30 di oggi. Eccolo qua, e ricordate, sentirete un segnale di occupato, ma è perché la chiamata è gratuita e segreta e quindi a quel punto però è già stata registrata la vostra preferenza. Saluto e ringrazio l'onorevole Sara Moretto, buonasera, bentrovata. Italia Viva da pochi giorni. Buonasera. Aspetti, prima devo dire, qui c'è la poltrona della Lega, qui la poltrona di Fratelli d'Italia o Forza Italia di solito, qui quella dei 5 Stelle adesso, qui quella del PD. Quale sceglie? Per abitudine mi siedo di qua e anche perché però, mi sento di più. Però ha fatto una scelta diversa, insomma, sì. No? Ecco, come mai? Beh, diciamo che Matteo Renzi ha presentato un progetto che mi ha convinto e che credo possa rappresentare una novità nello scenario politico e offrire agli elettori una proposta diversa e che possa convincere molti che magari alle prossime scadenze potrebbero trovarsi senza casa o anche intenzionati a non votare. Renzi non è una novità però, eh? No, certamente no. Il progetto che stiamo costruendo, quello sì però. Però ha già un problema di leadership allora? No. Perché Renzi è quel Renzi lì, eh? Sì, Renzi è sempre lo stesso e per fortuna, perché insomma negli ultimi mesi ha dimostrato di avere le capacità che già abbiamo avuto modo di apprezzare, anche pur nei limiti insomma poi delle cose che sono successe. Però c'è un progetto che vede in lui sicuramente un leader, ma in un gruppo parlamentare e poi in un'articolazione territoriale un partito vero che si propone di essere una novità. È più corretto, chiamiamolo dignitoso, non so politicamente, aver fatto una scelta come la sua o come gli altri che arriveranno dopo? Ma non c'è una scelta corretta, io credo che poi ciascuno maturi le proprie scelte con i tempi dovuti. In questo primo momento il gruppo nasce anche per scelta con dei numeri limitati, ma ovviamente credo che non sarò l'unica, insomma. Quindi altri arriveranno? Altri arriveranno. Anche dal Veneto? Vedremo, insomma, ognuno sta facendo le sue riflessioni. Ci sono dei renziani doc, non storicamente? Assolutamente sì, ci sono dei tempi, vedremo insomma le valutazioni che faranno. Io credo però che oggi ciò che potrà fare la differenza sono le proposte che insomma sapremo mettere in campo a brevissimo e in primis per la legge finanziaria. Quando dice ci sono dei tempi cosa intende? Nel senso che abbiamo diciamo come prima tappa quella della Leopolda, quindi da qui fino alla Leopolda che sostanzialmente fra un mese ci cercheremo
cercheremo di strutturarci con un manifesto dei valori e una definizione della struttura partito, e poi dalla Leopolda in poi partirà anche l'organizzazione territoriale vera e propria e un tesseramento a tutti gli effetti. Questa sera, poco fa, il senatore Ferrazzi del PD veneziano era qui, anche lui renziano, diciamo, e ha negato che in un secondo momento lui lascerà il Partito Democratico, insomma, quindi stiamo a quello che lui ha dichiarato, però è chiaro che in questi giorni altri come Alessandro Zan, per esempio, lui stesso, insomma, si è pensato potessero lasciare il PD, invece non è successo. Dove vi siederete? Non si sa ancora, si vedrà dopodomani, probabilmente vicino al gruppo misto, quindi nello spicchio centrale della Camera. Il nuovo centro, diciamo, il centro. Sì, una novità, un partito nuovo, ci collocheranno probabilmente lì. Ha visto però la reazione di Berlusconi, Forza Italia, eccetera, eccetera. È lì che si va a pescare, eh? Ma in realtà c'è un elettorato vario, è ovvio che qualcosa si sottrarrà al Partito Democratico, è normale, ma la nostra intenzione è quella di sommare al Partito Democratico voti nuovi, voti diversi, di elettori che comunque non vogliono sostenere quel centro. Elettori o eletti? Elettori, elettori. No, parleremo all'esterno, non si ferma dentro il palazzo l'operazione ovviamente, e quella di parlare a tutta una serie di italiani che non si riconoscono nel progetto di centrodestra guidato da Salvini, che ha preso quindi una direzione ben chiara e che invece attendono delle proposte responsabili, moderate, ma con dei valori chiari come quelli che porteremo avanti. Il PD è un partito per bande, come dicevano, non è per correnti? Non mi troverà a parlare male del Partito Democratico, perché è stata la mia casa per 10 anni, ho contribuito a costruirla e quindi di certo non mi metto a fare queste critiche. Ha ulteriore conferma che mi hanno dato le slide della risposta, no, perché tutti i renziani dicono vabbè. Assolutamente no, ma è vero, perché credo che è una scelta, mi creda che è una scelta molto sofferta e complicata quando si fa, però... Facciamo il punto, già, diciamo in regione, qui, allora, consigli regionali, nessuno ha scelto di passare con Renzi. Giusto? Al momento nessuno l'ha dichiarato, però io voglio premettere una cosa. Io in questi giorni, per esempio, non ho chiesto a nessun amministratore, a nessun consigliere regionale di esplicitare una scelta e di farla in tempi brevissimi. Quindi questa conta non vale nel momento in cui non è stata chiesta diciamo un'adesione. Stiamo facendo ovviamente, stiamo parlando, aspetti, perché è importante questo punto. Cioè lei dice io non sono andata a fare la campagna acquisti. Esattamente, ecco, volevo utilizzare un termine. Non sono andata a fare campagna acquisti, esatto. Quindi loro... A noi sono stati chiesti tempi Scusate, non petita, diciamo loro. No, però era giusto che in quel momento dicessero noi non passiamo, però quindi non esclude che nelle future settimane ciò possa accadere, assolutamente. Anche all'interno del Consiglio regionale. Vedremo. Quindi ci sono diciamo che in Veneto c'è una condizione particolare che è legata anche alle scadenze elettorali, è ovvio quindi che bisognerà anche capire quale sarà l'asset con il quale ci presenteremo alle elezioni regionali. Il Veneto è quello più in là, quindi probabilmente diciamo che la scelta condivisa è stata quella che Italia Viva non sia presente alle imminenti scadenze. Cioè Umbria, magari Emilia Romagna, esatto. Però non si esclude il Veneto. Però non si esclude se dal territorio questa viene valutata come una proposta aggiuntiva e migliore, diciamo migliorativa dell'offerta della coalizione, noi siamo pronti. Quindi al momento l'onorevole Sara Moretto, Venezia, e l'onorevole Daniela Sbrollini, Vicenza. Esatto. Altri amministratori? Perché so che Daniela Sbrollini ne ha incontrati tanti invece. Ma certo, ma anch'io in questi giorni. Ha detto di no? Però sì, chiacchierate, ma non abbiamo chiesto a nessuno di fare una scelta oggi. Noi puntiamo alla Leopolda come diciamo step dal quale poi partire, dal quindi quale se io poi dicessi... successivamente partiranno anche le visite di Renzi, tra cui una in Veneto. Quando? Sicuramente, subito dopo la Leopolda. Subito dopo la Leopolda Renzi sarà qui, quindi diciamo da qui alla Leopolda o subito dopo la Leopolda forse un consigliere regionale potrebbe aderire a Italia Viva. No, questo non lo dichiaro. E una delle cose che abbiamo notato, insomma, di queste, sono tantissime, poi tenete sotto scacco il governo, ma insomma questo so che poi mi dirà di no, ha già detto che anzi allargate la maggioranza, va bene, o gli elettori anzi più che altro, che ci sarà una diarchia, cioè è un partito in cui ci sono sempre, dove c'è un uomo c'è una donna.
Sì, qui per esempio siete due donne ad andarvene, una delle due non sarà capo del regionale, perché insomma una delle due ipotizziamo potrà essere segretario regionale di questo Italia Viva o no? Il tessuto iniziale, diciamo, dell'organizzazione di Italia Viva saranno anche i comitati che sono nati in questi ultimi mesi, dall'ultima Leopolda fino ad oggi. In questi comitati sono presenti molte persone attive, sia uomini che donne, che noi sapremo anche valorizzare in questi ruoli, quindi non ci sono solo i parlamentari a costruire Italia Viva, ma ci sono anche tante persone che non sono eletti, non sono consiglieri regionali, sono semplici cittadini che hanno voglia di fare politica e avranno voglia di farlo all'interno di Italia Viva. Senta, lei è giovane, beh sì, mediamente, se non altro sì. Perché ha la mia età, comunque è giovane allora sì. e si vede. Ed è al secondo giro. Ovviamente la prima cosa che vi hanno detto è perché non avreste mai trovato posto nel Partito Democratico come ricandidatura possibile tra qualche tempo e quindi cercate... Devo dire che mi aspettavo grandi critiche, ho ricevuto molti messaggi di affetto, di comunque rispetto della scelta, e qualcuno ha avanzato queste ipotesi. Io credo che nella scelta oggi di lasciare il Partito Democratico, che è un partito consolidato, strutturato, che ha una storia, e buttarsi in un'avventura nuova, tutta da costruire, ma tutta davvero da costruire, credo sia un salto nel buio più che una scelta di opportunismo. Ad oggi io non ho fatto questo passo perché ho avuto garanzie di ricandidatura o cose del genere, anche perché insomma il tempo, mancano 3 anni, credo che sia difficile avere garanzie da nessuno, neanche nel PD. L'ho fatto quindi per una scelta anche di coerenza personale. Che dal vostro punto di vista manchino 3 anni è una notizia, insomma, perché poi dicono ovviamente che sceglierete voi nel momento in cui staccare la spina. È la prima cosa che quando diciamo, è stata annunciata la Costituzione di Italia Viva Matteo Renzi ha fatto è stata quella di chiamare Conte e assicurare il sostegno al governo, cosa che intenderemo fare nelle commissioni da dopodomani, certo mantenendo alcune nostre proposte che riteniamo fondamentali, insomma, sulla parte fiscale, sulla parte dell'ambiente, sulla parte delle famiglie, perché c'è molto in campo anche sulla parte del sostegno alle famiglie, il Family Act che sta studiando il ministro Bonetti, che è appunto espressione, diciamo, dei renziani insieme a Teresa Bellanova. Esatto. Però insomma dicono che siete voi a tenere il pallino, questo è il ragionamento, di fatto è così, poi a maggior ragione se nelle prossime settimane arriveranno altri parlamentari dalla vostra parte. Noi abbiamo assicurato lealtà e sostegno e faremo il nostro lavoro in Parlamento. Certo, riteniamo, sarebbe un assurdo insomma, che fosse chi ha aiutato a costruire questo governo il primo fautore del fallimento, anzi lo sosterremo cercando ovviamente di caratterizzarci. Sarebbe il secondo paradosso però, cioè esatto. Dopo averlo fatto nascere già lasciare il partito è il primo paradosso. Ma non la maggioranza, siamo dentro al governo con... Quota 100 non vi piace, vero? No, non ci è mai piaciuta. Diciamo. Però se i renziani dicono non ci piace, mette già in difficoltà il governo, che invece ha intenzione di riconfermare reddito di cittadinanza e quota 100. Noi cercheremo di integrare queste proposte con qualcosa che vada nella direzione che ci ha sempre contraddistinto, che non è quella dell'assistenzialismo, ma che è quella di credere in un futuro che è fondato sul lavoro, sui giovani, sui talenti e sulle famiglie, come si diceva prima, grazie anche a tutte le proposte che metteremo in campo su questo fronte. Grazie all'onorevole Sara Monetto, Italia Viva. Vediamo la giornata di oggi, vi presento gli ospiti. Penso sia fondamentale parlare col Ministro, io mi sento tranquillo, solo i pessimisti non fanno fortuna, provate a pensare alle Olimpiadi. Il governatore Zaia ha esordito così questa mattina a Palazzo Balbi, prima dell'incontro a porte chiuse insieme alla delegazione trattante con il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il primo dei 3 incontri con i governatori che stanno portando avanti le proposte di autonomia, Veneto, Emilia e Lombardia. A Boccia è stata consegnata una copia del documento sull'autonomia, un incontro nonostante le tensioni degli ultimi giorni che si è rivelato utile, ha commentato il Ministro una volta uscito. Incontro proficuo, costruttivo, di totale collaborazione, che siamo entrati nel merito e quando si entra nel merito inevitabilmente le persone di buonsenso che hanno a cuore il nostro Paese trovano delle soluzioni. È un ottimo primo incontro e ora lavoreranno i tecnici, penso che sia chiaro a tutti che il governo non casualmente non ha convocato nessuno. Io sono venuto qui a Venezia, sono venuto in Veneto, più tardi andrò a Bologna
non è solo un gesto simbolico, è un gesto di cortesia istituzionale, perché noi vogliamo ripartire dalle proposte che le regioni avevano fatto. Il Presidente Zaia mi ha consegnato le proposte della Regione Veneto, io gli ho trasmesso i rilievi, i 36 rilievi che ho trovato, e però tutto questo appartiene alla storia che abbiamo alle spalle. Io non voglio perdere tempo, sono venuto qui perché penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo, e perché vogliamo farla, e vogliamo farla bene e vogliamo farla in maniera coerente, ma deve diventare lotta alle diseguaglianze. Correremo, non perderemo tempo. Stempera i toni dei giorni precedenti anche il presidente Zaia. L'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa, la nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il Ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato e che è stata apripista per la partita dell'autonomia, sono 30 anni che tentiamo questa operazione. È pur vero che dovremmo confrontarci, oggi ho consegnato al Ministro l'intesa, la nostra bozza di intesa, la proposta di intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Nella bozza di intesa ci sono 68 articoli e ricordo che il primo articolo, è la novità che ho voluto far inserire, parla chiaramente di quello che risulta essere, anche se volete, quasi inutile, perché è previsto dalla legge ma l'ho fatto inserire come primo articolo: coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Quindi lo dice già nel primo articolo, premesso che tutte queste robe vanno rispettate, adesso dico si può parlare di autonomia. Allora, buonasera, ben ritrovato l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, Lega. Buonasera, ben trovato. Buonasera a lei. Nicola Pellicani, onorevole del Partito Democratico. Buonasera. Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, indovini un po', mi ha lasciato due poltrone ma questa è la sua. E Remo Serraggiotto, Fratelli d'Italia, buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera. Eccoci qua, questa poltrona qui. Allora, intanto è vero, ho controllato, in effetti i sondaggi che ha dato la 7 questa sera danno Renzi sopra Forza Italia, al 5,4%. È arrivato un sms, io non l'avevo visto perché eravamo in onda il telegiornale di La 7. Allora, Tony, ci fai vedere il sondaggio rapidissimamente. Autonomia arriverà dal governo giallorosso, cosa dice Marcato? Ma io sono un ottimista per natura, per cui a me che arrivi dal governo giallorosso, giallo-verde, verde fucsia, verde speranza, non cambia nulla. Io farei patti con il diavolo perché arrivi l'autonomia. Dopodiché... Però viste le premesse di oggi, se è stata una giornata di svolta, questo correre che dice Boccia. Lo vedremo nei fatti, cioè, adesso francamente di sta gente qua io faccio un po' fatica. Ma ha detto che fa il patto col diavolo, quindi no, sì, no, sì, ma sì, appunto, faccio il patto con chiunque purché arrivi l'autonomia, ma del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e dei renziani, insomma, adesso faccio un po' fatica. Non ho capito per quale motivo una dichiarazione che fanno oggi ha un valore, nel senso che hanno fatto dichiarazioni per 2, 3, 4 mesi negli ultimi mesi che sono state smentite nei fatti con una velocità assolutamente inverosimile. Erano falsi prima, sono falsi oggi, cioè, qual è l'elemento, cosa hanno un enzima che si illumina quando dicono la verità quando dicono la verità o dicono una balla? Allora, vedremo. Flash, rispondiamo tutti al sondaggio. Serraggiotto? Ma le dichiarazioni di Boccia mi sembrano di una persona, io conosco il ministro Boccia, una persona molto preparata, molto attenta, perciò sarà molto difficile, però il Veneto deve battersi, il Veneto ha fatto un referendum. Siamo andati a votare, pensate che io in Parlamento europeo insieme a un mio collega e a Paolo De Castro che ha fatto da testimone ho fatto una scommessa che andava più del 50% a votare. Questo mio collega diceva ma va, andrà al 20-30%, ho detto tu non conosci i veneti, non è un problema di Zaia, i veneti sono per l'autonomia proprio fisicamente e questo è successo. Adesso Zaia si trova di fronte alle 23 deleghe che ha richiesto negli ultimi tempi a uno come Boccia che gli offrirà qualche delega e Zaia andrà in difficoltà a non accettarle o
o a subire e accettare quelle poche deleghe. Questo è il vero problema Che adesso. tutti e due in realtà devono riuscire a portare un risultato, no? Perché anche lo stesso Boccia altrimenti scontenta, definiamolo, il voto leghista comunque, in virtù di quello che devono fare, cioè che di fatto poi è quello di arginare Sembra Salvini, no? un bel libro di Giovannino Guereschi. Allora, Baldin, cosa risponde? Vabbè, abbiamo passato 14 mesi a sentire la solita narrativa della Lega, di Salvini, che davano la colpa al Movimento 5 Stelle, ai ministri 5 Stelle, per il fatto di non arrivare all'autonomia, che il Movimento è contrario, eccetera, eccetera. Oggi, grazie al Ministro, devo dire che abbiamo scoperto che dei rilievi erano proprio dei precedenti sentire ministri la Baldin dire sta roba qua, sentire il Ministro, senti come fosse il VAT, sentire il Ministro. cioè Boccia ha detto, attenzione, oggettivamente Bussetti, quindi ministro leghista dell'istruzione, però lo dicemmo mesi fa, qui a Ring, non so se ve lo ricordate, attenzione, non mi risulta che Bussetti abbia fatto i rilievi, però insomma, Centinaio e Giorgetti, così vi ha detto oggi Boccia, esatto, no? avevano già all'epoca sollevato dei rilievi, quindi anche lì è caduto il palco della Lega che aveva inventato il fatto che il movimento fosse contrario. Adesso vedremo se con questo nuovo governo, io ovviamente mi riservo prima di dare l'autonomia ci spetta con tutte le 23 competenze, punto, scrivono da casa. Vabbè, io lo spero, auspico la maggior parte, anche 50 materie, non è quello appunto. Diciamo che oggi l'autonomia è un processo che riguarda un principio di responsabilità di tutte le regioni, ma anche all'interno stesso delle regioni. 701 giorni in attesa del governo, autonomia, no? È sempre scritto qui sotto. Allora, quindi arriva con questo governo. Sì, l'ha detto il Ministro. Baldin ha detto, l'ha detto il Ministro del PD, insomma. Io sono fa brividire una roba del genere. È un passo in avanti rispetto a ciò che dice l'Europa, dai. Allora, Pellicani? Vabbè, sono altri che ha cambiato. No, loro non ha cambiato. Onorevole. Io dico che ce la metteremo tutta per portare a casa l'autonomia, per fare quello che la Lega non è riuscita a fare in questo anno e mezzo, perché questo è un dato di fatto. Certo. Cioè l'autonomia, la ministra Stefani non è stata in grado di portarla a casa. È stato un fallimento al quale noi invece nell'autonomia crediamo. Non crediamo nelle chiacchiere, questo è arrivato il momento dei fatti. L'autonomia, anch'io sono d'accordo, è proprio nel DNA dei veneti l'autonomia. I 2,3 milioni, quanti sono stati gli elettori del referendum, è una dimostrazione, non sono tutti leghisti, no? È proprio un'esigenza trasversale. E io credo che noi dobbiamo passare appunto dalle parole, dalle chiacchiere ai fatti. E oggi l'incontro del ministro con il ministro Boccia è andato in questa direzione. Tra l'altro sottolineo che i 36 rilievi che ha portato Boccia oggi a Zaia non sono i rilievi di Boccia, sono i rilievi del passato governo. Cioè lei dice dei 3 ministri leghisti, cioè insomma il sottosegretario della presidenza del Consiglio Giorgetti, i 2 ministri, li ha portati quelli. Più quelli dei 5 Stelle. Tutti i rilievi fatti sulle 23 materie fatte dal governo precedente. Questo però è un dato importante perché Boccia ha detto si riparte da zero, si ricorda, no? Una delle prime dichiarazioni era stata si riparte da zero, quindi noi già siamo sorbiti 2 anni di attese a pensare di ripartire da zero, invece si riparte da quello, perché oggi ha detto è una proposta di partenza, no? Le proposte sono la base, ha detto Boccia, da cui partire, e quindi almeno si va avanti, insomma, rispetto si va avanti. Ma io credo che abbiamo è stato fatto finora. Dobbiamo viaggiare. Ma che cos'è che ci dà questo elemento? Non ho capito. Quale elemento? Perché ne abbiamo fatte, non si debba ripartire da zero, perché era una delle ipotesi. Abbiamo fatto decine di incontri. Non si parte da zero anche perché con i governi, con mille governi. L'ha fatta il governo Gentiloni. La preintesa. Quindi io sarei sui fatti. I fatti sono questi. Partiamo, giustamente, il ministro Boccia oggi ha posto un tema, quello appunto che l'autonomia non deve mettere le regioni le une contro le altre, noi non dobbiamo alimentare la contrapposizione tra nord e sud, noi dobbiamo fare un federalismo, un'autonomia che riavvicini le Italie, riduca il divario che oggi abbiamo anche tra nord e sud. E ha detto partiamo
Però ha detto una cosa diversa, Boccia, mi ha colpito, no, ho detto questo, perché ha rilanciato la palla, ha detto questo. Dai LEP che sono l'armatura, ma anche le differenze tra nord e nord. Esatto. Esattamente, che è stata una cosa. Ma anche all'interno del Veneto, anche all'interno del stesso Veneto, ha citato Rovigo e Belluno, che hanno appunto dei livelli di servizi diversi. Che è marcato arrabbiato. Allora, io ascolto con molta attenzione perché io lo vedo questa gente, è gente di parola, io ascolto con molta attenzione. Ma è marcato. Chi dice PD? 5 Stelle e PD. Gente di parola. Marcato, scusa. Posso leggere un tweet dei signori qua. Tweet di oggi. Il senatore Salvini cosa ha portato a casa? Noi abbiamo, scusi, posso cioè cosa fa? Sto interloquendo, guarda, mi dispiace, ascolterai perché so che è una persona di parola, ma adesso sto interloquendo con... Cioè cosa fa? Un dossieraggio? Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle, e secondo me è talmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare nuovi balzelli. Questo è un tweet del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio. Domanda, chi è che ha proposto di il fare... suo ministro Fioramonti, diciamo, le merendine, che è del Movimento 5 Stelle e chi è che l'ha smentita? Conte, che è il Presidente del Consiglio. Cioè questa è la gente che abbiamo che fare. Allora, mi sto a ascoltarli per educazione del vero quello che dice. Allora Conte prima sentire la Baldini che santifica il ministro del PD, la Baldini, che questi qua, quando gli dava la mano uno del PD, andava a lavarsi a mano in bagno e adesso si pontifica contro, che lo mettono là nell'altare, l'ha detto, ma con tono anche ieratico, l'ha detto il ministro. Con rispetto istituzionale l'ha detto, con rispetto istituzionale. Ma sai come si chiamavano prima loro con il rispetto istituzionale? Infami, schifosi. Dicevano questo ed eravate ministri, sottosegretari. Fatto governo. Lasciamo stare i dati economici, lo spread, eccetera, eccetera. Ho detto un'altra cosa. Ti dico che loro mi definivano schifosi, ladri e infami. Oggi è stato fatto un accordo e c'era comunque rispetto istituzionale. Oggi è stato fatto a Malta un accordo tra i ministri. Parliamo di quello. Parliamo di tutto. Comunque sentire la Baldini che fa stravolare mi ha riempito di gioia. La Baldini che dice del ministro del PD. L'ha detto il ministro del PD. Cioè la Baldini. Che quando gli diceva che il PD si girava da altra parte si vergognava. Solo per parli. E sentire adesso l'ha detto il mio ministro del PD. Insomma, diciamo su questo è la campionessa dell'odio, definiamolo così, nei confronti del PD. L'autonomia arriverà anche se Salvini e Zaia non la vogliono. Poi cosa gli resta? Questo qua poi è confusione. Non so cosa vuol dire, forse perché sbagliamo il tanto di Salvini, perché Salvini non l'ha portato a casa. Dice, se tre ministri di Salvini fanno le osservazioni e Zaia non lo sapeva, questo dice, allora arriverà perché saremo noi. No, ma lo sapevano, dai, lo sapevano. No, quello che Bussetti si è letto sul giornale, quello dice questo. Ma guarda che Zaia che ha fruato il treno davanti in Rio Roma per interloquire con i ministri preposti. Sì, ma il ministro però sapeva tutto, non sai che arriva il suo ministro del PD e ci svela l'arcano segreto dei rilievi. Chi era il ministro più rilevante del passato governo? Non era Salvini. E Salvini in un anno e mezzo è riuscito a portare a casa un articolo di autonomia. È sempre sempre pronti a dare colpa agli altri. In politica bisogna portare a casa gli risultati. Io capisco, se non ne parla sola e mi torna. Lì facciamo il tenore, quindi se voi... No, ma infatti sono sicuro che se anche sono in due c'è uno sovrasta, però aspetta, uno alla volta se no non si capisce a casa, vi prego. Allora, noi abbiamo fatto un referendum chiaro e quando siamo andati in giro per tutto il Veneto c'è anche un libretto che ha fatto Zaia. 101 domande. Là abbiamo parlato di 23 materie, punto. Noi abbiamo chiesto la fiducia e il voto dei veneti su 23 materie. Ok, questo abbiamo chiesto noi. Il quesito referendario è quello previsto dalla... Ma noi l'abbiamo detto perché se lei va a prendere... Ci lei dice, non era scritto nel quesito, ma noi l'abbiamo detto. Volete voi, questo è quello che noi chiediamo, ok? Siamo andati al governo con i 5 Stelle e tutti i no, e i vedremo, e dobbiamo approfondire, e ci vediamo la settimana prossima, e su questo non siamo... sono venuti da loro.
Ma se non si presentavano nemmeno i consigli dei ministri per parlare dell'autonomia, era un punto all'ordine del giorno, i ministri leghisti non si presentavano. Adesso tu devi riscrivere la storia. Ma non devo riscrivere niente perché io sono a postissimo. Allora, dimmi quando, per cortesia. Cosa, quando? Questa cosa che hai affermato adesso, che non si presentava, non si sa chi, al Consiglio dei Ministri. Chi non si presentava? No, lo sapevano tutti. Beh, Salvini in primis, era uno di quelli che non si presentava. Ti sto dicendo l'interruzione del Presidente. Allora qua c'è un problema, da quando sei diventata renziana c'è un problema che ho detto. Allora, ti ho detto che Luca Zaia andava continuamente a Roma a interloquire con i ministri. Zaia è una cosa. No, ti ho detto questo e la risposta tua è Salvini non si presentava al Consiglio dei Ministri. Ma Salvini era la Lega ed era il vostro capo. C'entra! Il no che dava il ministro suo, il sottosegretario suo. No, non era così. Ma non lo so, io non c'ero il Consiglio dei Ministri, ti dico, io guardo alla fine. Ascolta, c'è il tuo ministro del PD, il tuo ministro del PD, Salvini ha staccato la spina. Va bene, cosa c'entra questo? Ho fatto un altro discorso. Allora, pensavo un po' più agguerriti. Che la prima domanda che volevo fare a Marcato stasera è su cosa è arrabbiato, per cosa è arrabbiato, non ho avuto neanche il modo, insomma, quindi sono ancora confusi. È confuso. Io sto parlando bottiglie di champagne, quando Salvini ha staccato la spina, questi fenomeni qua, per carità di Dio, i renziani, loro hanno stappato le bottiglie. Io ho stappato la bottiglia di champagne, non puoi più sta coglioni. Ah, ho capito. Ma perché erano troppo cattivi nei confronti del PD? A un certo punto mica dicevo basta adesso. C'è un limite, guarda che schifosi. Non si può dire a un ministro ladro, schifoso, infame. Non si può dire che dicevo, mi dava proprio fastidio. Cioè, recuperate il rapporto col PD, diciamo, per quello che staccato la spina. Perché erano troppo. Sentire quello che diceva Renzi, no? E poi Bibbiano, ragazzi, vi ricordatelo? Il partito di Bibbiano. Cioè loro, il Megavè era quasi convinto che il PD passi i putei maiali. Che staccava il Renzi, è stato un momento di eccesso alcolico. Il partito di Bibbiano c'è un po' paura, se è vero. Allora, aspetta, il mio ministro, il suo ministro del PD, Erika Bandini, è il suo ministro del PD. Alle 22 è un film surreale. Diamo il risultato del sondaggio. Allora, pubblicità e risentiamo ancora Zaia e Boccia tra poco. «84 pagine e nessun passo indietro del Veneto nella nuova bozza sull'autonomia consegnata al ministro Boccia con la richiesta di tutte e 23 le materie». Non può neanche passare il principio che l'abito di uno deve andare bene a tutti. Se dimagrisci un po', magari puoi sfiancartelo un po' l'abito, puoi sistemartelo, ma tu non mi puoi ridurre di 3-4 taglie all'abito perché hai solo quello in magazzino, vuol dire che non sei un buon negozio. Per il ministro, come anche per Zaia, il numero delle materie non deve però diventare un'ideologia. Non è importante il numero di materie, ma è importante quello che riusciamo a costruire. So che questo tema è diventato quasi un totem per alcuni, io penso che, anche perché ci sono delle materie invisibili, nel senso che sono più che altro responsabilità amministrative, no? Che cambiano di livello istituzionale. Io non ne farei una battaglia ideologica, mi interessa che... Ci sono alcune che rimarranno sicuramente fuori, secondo lei? Non lo so, dipenderà dai livelli essenziali delle prestazioni. Zaia ha poi evidenziato come volere l'autonomia sia una responsabilità, non il contrario. Noi non stiamo lavorando, come diceva qualcuno, maldestramente per creare il paese di serie A e di serie B, non stiamo lavorando per la secessione dei ricchi, noi stiamo lavorando affinché l'autonomia diventi responsabilità. Però guardate, se c'è volontà di andare avanti noi ci siamo, se c'è volontà di tirare il freno d'emergenza del treno in continuazione, le abbiamo già vissute tante volte queste esperienze e le affronteremo di giorno in giorno. E l'autonomia, credetemi, la porteremo a casa. Secondo me, l'abbiamo dimostrato alle Olimpiadi, sarà ancora più facile, l'importante è fare 2 o 3 mosse giuste. Il ministro Boccia ha spiegato come mai le trattative si fossero poi arenate. La riforma dell'autonomia differenziata era finita nelle sabbie mobili e noi la stiamo recuperando dalle sabbie mobili e dovete darci il tempo fisico di tirar via le cose non più utilizzabili dai confronti anche costruttivi che c'erano stati, però oggettivamente se era tutto finito nelle sabbie mobili è perché c'erano stati dei rilievi che io questa mattina ho trasmesso al Presidente Zaia, perché ho accolto molto favorevolmente la sua schiettezza e spero che lui abbia accolto molto favorevolmente la mia schiettezza.
allora così, dopodiché tantissimi sms, quindi vi ringrazio subito. Sentiamo dopo questo incontro con Zaia, il primo tra Boccia e il governatore, quando poi il ministro è andato a incontrare vabbè, tutti. il responsabile degli affari regionali del governo giallorosso è andato a incontrare i rappresentanti locali di PD e 5 Stelle, perché secondo noi, al di là del fatto di aver incontrato i rappresentanti, i sostenitori di questa maggioranza a Roma, è un dato politico importante in vista delle regionali. Coerenza. Vabbè, coerenza. adesso vediamo. Io personalmente ho detto che è bene che da un punto di vista del metodo il Ministro abbia scelto per primo il Veneto per venire a dirci che un'autonomia è possibile partendo dall'applicazione di un articolo della Costituzione che, guarda caso, il centro-sinistra ha incardinato in Costituzione, che è il 116. Certo, in una coesione che tenga assieme tutto lo Stato e che non voglia surrettiziamente dividerlo. Alla fine della riunione a porte chiuse in un albergo di Mestre, l'ottimismo sul futuro dell'autonomia prevale tra i parlamentari e i consiglieri regionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine del colloquio con Zaia e prima di trasferirsi in Emilia, il ministro Boccia li ha incontrati per fare il punto della situazione. Cosa vi ha detto e che cosa avete detto al ministro durante questo incontro? Di immediatamente portare a casa un'autonomia che il territorio, ma soprattutto i cittadini, chiedono con grandissima forza. Le risposte sono state ottime, infatti il Ministro ha parlato anche col Governatore Zaia, oltre che con noi, dicendo che la strada è sgombra e che entro brevissimi tempi finalmente riusciremo ad avere quell'autonomia che viene richiesta a grande voce. Un'autonomia che deve dare voce ai territori, sostengono con forza in Casa PD, mettendo mano anche alle province. In tutto questo processo qui non c'è solo il rapporto tra la Regione e lo Stato, c'è il rapporto anche con le autonomie, perché il vero federalismo è il federalismo che giunge nei territori. Guai a trasformare la Regione Veneto in una specie di neocentralismo regionale che attraverso magari delle agenzie regionali copia le brutte tesi dei ministeri. Che la strada intrapresa sia comunque quella giusta è un punto di convergenza dei due azionisti di maggioranza del governo Conte bis, perché, dicono i 5 Stelle, alcuni rilievi che avevano bloccato l'autonomia erano arrivati dai ministri leghisti Bussetti, Centinaio e Giorgetti. Prima avevamo un interlocutore che aveva tutto l'interesse a far saltare il banco della trattativa per poter cavalcare ancora la protesta. Oggi questo rischio non c'è più, stiamo andando sui contenuti spediti per arrivare a una cosa che i cittadini chiedono da tanto tempo e adesso meritano. È possibile parlare già di tempistiche? Beh, noi vorremmo che per Natale... Per Natale, vabbè. Allora. Stavo pensando che solo 2 mesi fa, cioè 2 mesi fa, se te mettevi loro dentro uno stesso albergo, una gabbia, diciamo, restava solo il portiere, il portinaio, mi si occupava uno che restava solo il portinaio. Vi siete rappresentati alle elezioni con Berlusconi, giusto? Avete fatto il governo poi con i 5 Stelle, no? Sì. In una democrazia parlamentare queste cose succedono, no? Infatti questo è il problema, che è morta la democrazia parlamentare. Dobbiamo passare a un altro sistema. Non va bene, hai capito? Come non andava bene quando Salvini ha fatto un governo. Che 20 anni fa andavamo verso il maggioritario spinto, polarizzato. Io sono per il maggioritario sempre, non ho cambiato idea personalmente. Però adesso state spingendo per il proporzionale. Questo governo lo vedremo. Però nessuno si è sposato con nessuno. Esatto. Nessuno si è sposato. Vedere i risultati, io giudico dai risultati e dalla concretezza. Se questo governo riuscirà a fare delle cose positive, me lo auguro, come me lo auguravo per il precedente. Ha votato sì? No, io ho votato no. Ah, quindi anche lei? Sì. Lei, Berti, Alvise Maniero, un bel po', qualcun altro. Veneto è un po' radicale. Beh, insomma, un po' di grillini hanno votato no. Guardi, secondo me il movimento è ontologicamente diverso dalle altre forze politiche e facciamo fatica a governare con altri che hanno regole diverse, persone, molte delle quali con delle ombre sul loro passato, quindi facciamo effettivamente, abbiamo delle serie difficoltà. Poi questo però non prescinde dal fatto che mi auguro che si riesca a fare qualcosa di buono. Qua e quindi
anche perché vaccini. ce lo chiedono i veneti, ce lo chiedono gli italiani, di ridurre le tasse, di evitare l'aumento delle clausole IVA, di arrivare all'autonomia. Mi dice, obiettivi importanti. dice lei la notizia o no? Cosa vi ha detto Boccia oggi? Lasci stare tutto quello che vi ha riferito sull'autonomia, eccetera, eccetera. Perché ha incontrato anche voi? Ma penso sia stato un fattore di cortesia istituzionale, è stato il primo incontro che ha fatto sul tema qui in Veneto, poi oggi anche con i colleghi emiliani ha fatto la stessa cosa. Allora, ha pronunciato le parole dopo l'Umbria, faremo un po' la stessa cosa qui? No, nessuno cioè ha detto accordo nulla di PD questo. 5 Stelle per le regionali? No, nessuno ha fatto nessun riferimento di questo tipo? Nessuno ha fatto menzioni. No, certo che quello che è stato, tra l'altro non è la prima. Questo che è significativo, che Boccia sia venuto nel Veneto, noi abbiamo votato la fiducia il 9 di settembre, oggi Boccia era qui già a incontrare Zaia e a incontrare i parlamentari della maggioranza, è un sistema di lavoro. Ma secondo me è anche una cosa giusta, è trasparente, è trasparente, cosa che invece non ha fatto Zaia e la Stefani la ministra, allora. La ministra delle infrastrutture De Micheli ha incontrato alla Camera tutti i parlamentari di maggioranza delle commissioni ambiente e trasporti per fare un po' il punto della situazione. Cioè, questo è un sistema di lavoro, cercare di fare un gioco di squadra. Ma che succeda a Roma, Pellicani, siamo d'accordo? No, ma a Roma tra i parlamentari. Esattamente, che succeda a Roma tra i parlamentari. Questo, lo so, però sul territorio è un po' diverso secondo me, ha il sapore della corsa alle regionali, questo che vi dico io. Vedremo cosa succederà, insomma io non ho... In Umbria è andata in modo positivo, mi pare, si è trovata una candidatura con l'imprenditore presidente Federberghi. Come la vede lei? Poi ogni perché si sono incontrati? Ricordare perché si va a voto in Umbria non sarebbe neanche male. Il 27. Ricordarlo anche a loro. L'amico Pellicani non ha un ruolo politico e giustamente dice è venuto per cortesia istituzionale, ha incontrato... No, io ho detto che è un modello di lavoro, ho detto che è un modello di lavoro, incontrare i parlamenti e di trasparenza. È il ministro, sarebbe bene che li incontrasse a Roma, non in Veneto. Se vuoi la mia incontra i parlamentari, ha incontrato i segretari politici, che è un dato politico. I consiglieri regionali dei 5 Stelle, questo che... ma c'era il segretario del PD, C'era il segretario del PD. Certo, no, ma... Lasciamo perdere perché tanto ormai la politica è confusione. La scelta che hanno fatto sul ritornare al bipolarismo, loro sono da quella parte, noi siamo da quest'altra, sarà sempre così ed è giusto che sia così. La scelta che ha fatto... Voi non eravate al governo, mi pare, no? No, noi no. No, appunto. No, ma il centrodestra è sempre ha partecipato alle elezioni insieme da questa parte e voi avete partecipato molto divisi. Adesso però... vi siete ritrovati, io lo capisco, non entro in merito alle scelte. In Umbria si è scelto così, siccome non si poteva prendere uno degli uni o l'uno degli altri, si prende un terzo. È come dire che per gestire l'albergo più bello dell'Umbria prendono Sanaggiotto o Mercato, che non hanno mai fatto gli albergatori. Questo è il problema della politica. Sembra un po', cioè il conte dell'Umbria, questo dice. Hanno preso il conte dell'Umbria, il Giuseppe della politica, che non ha mai fatto il consigliere comunale, non ha mai fatto Scusa Sanaggiotto, non è la prima volta che ci sono figure civiche che si candidano al governo di città o di regione, succede da sempre questo. Sì, sulle città succede anche sulle regioni, pensa a Illy, mi viene in mente adesso ad esempio. Illy è candidato nel PD fino in fondo e fa una battaglia. Ma scusami, quando era un civico di centro-sinistra? Giulia passano dall'elezione diretta alle elezioni in un momento dove Illy era una figura civica di centro-sinistra, è chiaro, candidato alla sinistra, è ovvio che aveva un'estrazione di quel tipo, però era una figura civica, un imprenditore di successo tra l'altro, mi pare. Parliamo di un accordo politico, è meglio che lo fate fino in fondo e potete dire serenamente in Umbria il PD in Emilia o in Calabria non è 5 Stelle, non è che puoi far tu gli accordi tra i 5 Stelle e il Democratico. No, ma è un segnale. È un segnale di autonomia anche dei singoli territori, di singole situazioni. Ma se qui ad esempio nessuno ne ha mai parlato, siete voi che state provocando ogni realtà è a sé, ogni regione politico del PD questo. Ma dai, era l'indicazione precisa del PD
o prendiamo uno civico o non si fa nulla. Ma non c'entrano niente le elezioni con la riunione di oggi. Oggi il tema era l'autonomia. Io stavo parlando dell'Umbria, non stavo parlando ecco. No, qui dico, è venuto Boccia, è venuto a fare un'operazione maldestra sicuramente, perché noi vogliamo le 23 deleghe. Ma ti ha detto che non te le dà? Vogliamo che partecipare. Ci scommettiamo qualcosa che non ce le dà. La scuola ce la dà. Allora, Salvini non te le dà. Sulla scuola mi sembra di capire che non ci senta Boccia. È fondamentale, se noi non possiamo fare le assunzioni Sernagiotto, Salvini non te ne ha data neanche una. Salvini, ma sono loro, ma cosa c'era Salvini? Il governo precedente però la gente si insieme colori adesso, ma guarda che era Salvini il capo del governo precedente, era Salvini il capo del governo precedente. Possiamo dire che Di Maio era un monaco? Salvini, per i pelicani erano in Europa, poi è venuto su Conte e ha deciso tutto senza l'alleato Salvini. Salvini, che tutti dicono ha commesso un errore, non poteva fare diversamente. È venuto su, ha svenduto, pensa che c'è un gruppo, il loro, che è tra i non iscritti, non si è mai visto al mondo, è un gruppo come il mio che ha 65 parlamentari che non ha un vicepresidente perché si sono accordati sui due nomi, eleggendo Castaldo, Fabio Massimo Castaldo, persona anche per bene, io lo conosco, ma è in un gruppo tra i non iscritti. Non è mai successo nel Parlamento europeo che diventa vicepresidente, è un gruppo come i conservatori, con 65 parlamentari non è il vicepresidente per questo accordo. Poi ha concordato il voto sulla Ursula. Una follia, sta al governo con la Lega e non decidono insieme cosa fare. Conte è andato su per far rompere a Salvini, perché quell'accordo col PD c'era già. Questa è la tragedia che vive il nostro paese. Non faccio dietrologie, sono io guardo i fatti. Da quando è nato il nuovo governo si era serenato il clima del paese, fortunatamente anche gli indicatori spread, adesso voglio arrivare a questa novità dell'immigrazione e anche nell'elezione di fiducia, e siamo rientrati, come dire, a dialogare civilmente con l'Europa. Arrivata all'incontro di oggi, questo è un indicatore positivo. Ma lascia perdere, questo semmai adesso è più importante. L'ho capito, ma avete governato, sfracellato le balle sulla crisi, adesso che l'hanno rivista a ribasso, ma siamo al governo dalla settimana noi, capito? Siete voi che avete governato il paese, capisci? Il ministro dell'economia era Cotanto Di Maio, che adesso è l'economia? No, guarda, sbagli. Il lavoro, oh mamma mia ragazzi, era lui che aveva in mano le redini del paese economico. Non le aveva. No, chi era? Vabbè, allora Salvini aveva la delega alle spiagge. Salvini la delega alle spiagge. Comunque mi fa piacere, hanno rivisto la crescita di PIL a ribasso e l'esponente del PD ha detto che questo non è un problema, perché i parametri sono tutti positivi. Sono positivi, il clima è tornato, il clima in Europa. Hai visto? Oggi abbiamo fatto un accordo. Adesso ne parliamo. Fermi. Lavoro. Allora, mi fai vedere Tony la grafica. 40%. Fermi. Non il clima. Perché se acciava il clima. Ma il lavoro, voi non l'avete portato. Allora. E noi stiamo lavorando per riparare agli errori fatti dal governo di Marcano. Allora, aspettate, Marcando Pelicani, i risultati del sondaggio. Allora, ci credono i veneti, chi ci segue da casa, Friuli Venezia Giulia e Trentino, anche l'autonomia arriva con questo governo, il giallo-rosso sì per il 41,1%, no per il 58,9%. Beh, noi tifiamo Pulizia, immagino, qua dentro. I cittadini vogliono autonomia totale, quella che vuole Zaia e quello che vogliono i veneti, cioè le 23 deleghe, soprattutto la scuola. Ma adesso parte dalla scuola. Spiegami cosa vuol dire la scuola. Quale autonomia ci vogliono dare? Quella delle cameriere, beh allora se la tengono. Questa è la domanda. Ma non è se sì o no l'autonomia. L'onorevole Sernagiotto da cosa deduce? Comincia con queste. Dopo una settimana che c'è il nuovo governo, un incontro al quale oggi non ha partecipato, e lui già deduce che c'è un accordo per cui Pelicani. Ma no, perché se la danno 23 perché 23 ci ha già detto Boccia no. La riforma delle 23 materie, la Costituzione l'abbiamo fatta noi ancora quando è stato, nel 2001. Mi pare. No, 2001 deve essere stato. Siete anche nel 2001, per cui capisci, alla fine io voglio parlare di fatti, non le chiacchiere, lo vedremo, questo lo vedremo qua.
intanto Allora, facciamo un primo step a fine anno e vediamo cosa è successo. Mai col Movimento 5 Stelle, parliamo di fatti. Allora, vi faccio vedere una cosa. Ci fai, dunque, prima di arrivare al tema degli sbarchi e le novità di oggi che commentiamo con i nostri ospiti. Ha già visto? Sì. Beh, vabbè, che abbia già visto, nel senso che ha visto che lo stiamo preparando. Vediamo cosa è successo a Padova. A Padova cosa è successo? Fascisti, antisemiti, vergognatevi, state distruggendo questo paese. Vergogna! Vergogna! Antisemita, fascista, vergogna! Fascisti, siete la vergogna di questo paese. Urla, insulti in Piazza della Frutta domenica intorno all'ora di pranzo. Una donna si è accanita contro un banchetto della Lega Nord. Dall'altra parte i militanti del Carroccio rispondono urlando Bibbiano, Bibbiano. Attimi di tensione culminati con uno sputo della sconosciuta contro il consigliere regionale Fabrizio Boron, che si era avvicinato per cercare di allontanarla. Siete antisemiti, io vivo all'estero e voi siete una barzelletta, continua provocatoriamente la donna. Dopo aver inveito contro i leghisti che la stavano filmando con il cellulare, si è allontanata prima dell'arrivo dei carabinieri, lanciando lo sputo contro Boron. Alla scena hanno assistito molti militanti che erano lì per raccogliere firme a sostegno di Matteo Salvini. Nel video si vedono la consigliera comunale Wanda Pellizzari, gli ex consiglieri Federica Pietrogrande e Simone Schiavo. I carabinieri, arrivati in Piazza della Frutta, hanno cercato la sconosciuta, che però si era già dileguata. Immediate le reazioni politiche e la condanna unanime da parte della Lega. C'è chi proprio non riesce a concepire un confronto politico che prescinda da insulti e violenza, ha scritto in una nota il segretario nazionale Lorenzo Fontana. Dello stesso parere anche il governatore Luca Zaia. Il video di quanto accaduto a Padova è stato postato anche da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Poi Fabrizio Boron, proprio ai nostri microfoni, ha fatto sapere come non abbia intenzione di denunciare almeno la giovane. Che è successo? Ma intanto questo mi conforta, io l'ho detto anche qua, che non tutti quelli che vanno all'estero sono dei cervelli in fuga. Ecco, questa è una che si andà in Inghilterra e non è esattamente un cervello, è un cervello bacato. L'altra considerazione è che abbiamo capito che in una certa parte dovrebbe politica, denunciarla Boron, no? Per me assolutamente sì. Cioè, non la possono passare lì, c'è una che fa il lama, una signora fa il lama, non la può passare liscia, non è giusto, perché la possibilità di esplicitare e di esprimere il proprio pensiero è prevista dalla Costituzione. Se non ti va bene la nostra Costituzione, vai all'estero come hai fatto, ma ci devi rimanere, perché qua ognuno di noi può esprimere, e lo dico a questa idiota, come lo dico a tutti gli idioti come lei, che io non mi fermerò mai nel dire le mie idee o nel fare la politica, mai perché una cretina patentata ti sputa in faccia o lei decide che io sono antisemita, questa idiota, e non sa nemmeno che cosa sta dicendo, e non c'è un leghista che sia antisemita o che sia razzista, questa è una cretina e come tale va trattata e va denunciata, perché non è tollerabile che in un paese civile uno possa arrivare a un banchetto di persone che fanno politica e usi violenza. Sicuramente ha sbagliato, non esiste. chiaramente. Non l'ha sbagliato. Da condannare. Allora, è chiaro che poi vive in Inghilterra, dove non è che proprio, se dovessimo raccontare l'Inghilterra vista dall'Italia in questo momento, no? Cioè proprio volessimo dire tutta, no? Lei c'è da ridere anche là parecchio. Lei deve rimanere in Inghilterra perché è un cervello in fuga che sta là. Ma guarda, potremmo cambiare un po' e fare un ragionamento su quello che sta succedendo questi giorni, soprattutto a New York, soprattutto quella ragazzina, la Greta, che la stanno portando in giro per il mondo con grandi ragioni, non la Greta, tutto il movimento. È chiaro che noi dobbiamo trasformare il nostro sviluppo dall'economia lineare all'economia circolare, è chiaro che il fossile non potrà più essere usato come l'abbiamo utilizzato, è chiaro che sta succedendo qualcosa ed è anche chiarissimo che tranne la Cina tutto il resto del mondo siede sopra un debito devastante. Nel momento forse dove servivano grandi investimenti per la trasformazione che è necessaria, che tutto, insomma, Parigi scrive delle cose che gli stessi aerei devono consumare meno, devono inquinare meno, non scrive cose banali. Poi abbiamo visto Kyoto, abbiamo visto Parigi, oggi New York, 66 hanno aderito, l'importante è che non si aderisca così per fare una passeggiata, cioè qui bisogna fare grandi investimenti. La Cina è pronta o le sue risorse
che ha costruito in questi 25 anni è l'unica che non ha il debito, anzi detiene il debito del paese più armato al mondo, cioè degli Stati Uniti d'America. Come si risolveranno? Con un 29 o con un 39? Cioè, per dire due cose, il 1° settembre 39 sarebbe molto più pericoloso, anche se sarebbe devastante anche un 29. Che Mario Draghi in uscita faccia l'operazione del quantitative easing da 20 miliardi al mese, cosa vuol dire? Vuol dire che i debiti sovrani dell'Occidente, se non hanno chi glieli compra, l'interesse sale, perché i speculatori, soprattutto quelli che i soldi li hanno, i cinesi in particolare, potrebbero aggredire. Ci comprano, diciamo. Potrebbero aggredire. Poi il più grande errore fatto dal governo, il primo governo Conte, secondo me continua a essere l'accordo con la Cina, l'unico paese al mondo che l'ha fatto sulla via della seta. Credo che questo sia stato il più grande errore. Io non sono per il reddito di cittadinanza, non sono neanche per quota 100, perché nel 2013... si è visto cosa è successo nei porti nel resto del mondo. Perfetto, abbiamo visto il Pireo, abbiamo visto... Ecco, adesso non so il nuovo governo cosa farà con quell'accordo, che quello è il grande tema, perché ci compreranno Trieste, stanno già entrando a Genova. Perché adesso non hanno comprato il mezzo Veneto, mezza Italia, ormai i cinesi sono dappertutto, cioè non so cosa manchi ancora. Quantomeno è meglio fare degli accordi per regolare un po' questo mercato, altrimenti quegli accordi è compreranno anche la regione tra un po' i cinesi. Che ti chiede le garanzie delle 18 case che hai, non che te lo dà sulla fiducia in un rapporto di rischio paritetico. Il modo loro che ha. Ecco, perciò è molto diverso. L'autonomia del Veneto verrà data dal governo qualche mese prima delle elezioni regionali per demonizzare la Lega. Ma va bene, ma stai anche il giorno si arriva bene come nel più breve tempo possibile. Maldini, Pelicani, un flash davvero su quello che è successo a Padova, poi andiamo in pubblicità e parliamo della novità sull'immigrazione. Chiaramente è un gesto che va condannato, insomma, quando si scade nella violenza verbale o addirittura in questo caso addirittura negli sputi, chiaramente è una cosa che non si può vedere e assolutamente prendiamo le distanze. Certo è che si è alimentato nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, questo clima di odio. Oggi penso sia il momento di ripartire dagli obiettivi, da obiettivi concreti, senza continuare la politica degli slogan che poi non porta a nulla per il nostro Paese, ed è il momento appunto di tirarsi su le maniche e lavorare per fare quello che i cittadini chiedono ormai ogni giorno. Quindi, abbiamo abolito la povertà e si contro i slogan. Ma si può dire tutto, non bisogna ripartire dagli slogan. Abbiamo abolito la povertà, che ha detto il tuo capo. Abbiamo abolito la povertà. Invece oggi l'ha detto un risultato importante. Abbiamo abolito la povertà. Se ha capotato da ridere mezzo mondo, e questa mi dice non possiamo andare avanti con gli slogan. Abbiamo tenuto la redistribuzione in Europa, in tutti i paesi europei di migranti, cosa che non era mai successa. Allora, Baldini, non me lo scateni perché poi ci arriviamo, aspetta, prego. Ma vanno dette queste cose. Ma vanno dette si scalda per niente, stia calmo. Allora, aspetta, Baldini, Pelicani su Padova? Molto nervoso, sì. È nervosetto, chiaramente è un gesto da condannare, ovviamente, nettamente, come spesso anche purtroppo anche le sedi del Partito Democratico sono oggetto di atti vandalici, e dobbiamo ovviamente condannare e reprimere perseguire chi è protagonista di questi gesti. È ovvio che bisogna anche questo, comunque è figlio di mesi di conflittualità che ci sono state nel paese. Cioè, allora, se toccano uno dei loro, bisogna tutto il mondo. Se toccano uno dei nostri, porca troia, ce lo siamo cercato. Questo che ha detto i due signori. Ce lo siamo cercato. Ho detto che certo che quando succedono queste cose, bisogna dire è sbagliato, punto. No, è però, ma è figlio di, ma gli ultimi anni. No, perché quando tocca a voi, io condanno sempre, e non dico, però anche loro, io dico, queste cose vanno condannate, punto. Ti manderò il video di quando, ad esempio, qualche mese fa, una sede del PD di Mestre è stato oggetto di svastiche, di atti vandalici vari nella notte. Queste cose qui sono da condannare sempre. Ma non ci metto la coda, è però il clima d'odio. Condannate, punto. Non c'entra il clima d'odio.
Punto. C'entra anche il clima. No, perché tu sei rappresentante istituzionale, tu devi dire vanno condannate e basta. Perché quando tocca a voi, io non dico però. Quando tocca a noi vedremo cosa dici. Vedremo cosa dici. No. Ti mando le foto. Ci sono post, tweet, dichiarazioni ufficiali. Quando tocca a voi io dico, queste cose qua sono da condannare, punto. Non sto dicendo, però anche il PD o anche il Movimento 5 Stelle, punto. Perché sono rappresentanti istituzionali e la violenza va condannata sempre. No, quando siamo però il clima anche quando siamo oggetto noi. Sempre, io lo faccio sempre. E a testimonianza sono post, dichiarazioni, tweet, tutto. Senza però è il clima d'odio. Ok? Rispetto anche agli avversari. Lavorare. Perché quando c'è violenza c'è violenza. Dovremmo lavorare. Se no giustifichi la idiota cretina come quella. Dovremmo lavorare tutti insieme per portare nel paese un clima dove sia diciamo che la violenza fisica e verbale politica non ci deve essere. Va condannato sempre, va condannato. Non c'è clima d'odio che giustifichi. C'è stata una frase stupenda dopo quello che diceva Pellicani di Renzi a porta. Ha detto sono stato eletto 2 volte col 70% dalle primarie e per 2 volte le correnti mi hanno fatto una guerra pazzesca. Adesso però invece mi chiedono che io dovrei stare buono e lasciarli fare. Sì, però è quello che diceva un po' marcato, cioè voi non potete una volta dire una cosa e una volta dirne un'altra. Guarda, faccio io dico sempre la stessa cosa. Allora, sempre la stessa cosa. Non vedo cosa c'entri l'esempio che hai fatto con Renzi, sinceramente. Pubblicità, vi faccio sentire che cosa dicono per i cittadini della svolta della scissione di Renzi, anche perché voglio... Si prepari i Pellicani che le faccio una domanda ovviamente su Renzi, arriviamo alla questione degli immigrati. A tra poco. Come l'hai vista questa mossa? Prevedibile, da tempo, prevedibilissima. Ma secondo lei ha fatto bene o ha fatto male? Io sono di un'altra parrocchia. Non doveva manco nascere questo governo? Direi di sì. Male. Perché la vede male? Perché l'ha fatto soltanto per mettersi in evidenza, per condizionare il governo. Nonostante lui l'abbia promosso in un certo qual modo il governo, no? L'ha voluto lui facendo cambiare il parere a Zingaretti, però adesso secondo me poi vuole tenere il controllo e sotto tiro il governo. Io non penso bene, nel senso che penso che sia solo un discorso di grande ambizione di voler essere sempre primeggiare nella politica. È meglio che stesse dov'era? Non lo so, però penso che la motivazione sia più personale che non per il paese. Quel poco che so che Renzi aveva detto che avrebbe smesso di fare politica dopo il referendum e non l'ha mai fatto, quindi non so, vedo che è un po' un voltabandiera, diciamo. Poca coerenza. Esatto, poca coerenza, esattamente. Questo non lo so se è fatto bene o se è fatto male, però insomma lo trovo un po' così, un po' ridicolo. E diceva nauseato da che cosa? Dalla politica, in generale, un po' nauseato, perché mi pare che ci sia, ho la netta impressione che gli interessi personali siano molto più importanti degli interessi della popolazione, della collettività. Almeno personalmente mi sento costretto in un angolo a scegliere il meno peggio. Allora, onorevole Pellicani, esclude di lasciare il PD in un secondo momento? Escludo, nessuno ha mai dubitato della mia permanenza nel PD, neanche in queste settimane, in questi momenti di grande apprensione all'interno del nostro partito, come è immaginabile dopo una scissione. Allora, eccolo qua, apertura del Corriere.it, migranti, sbarchi, redistribuzione e porti, 5 punti dell'accordo di Malta. Di Maio, adesso fermare le partenze, vi faccio vedere Repubblica, migranti, accordo tra i paesi UE e Malta, l'Italia non è più sola sull'accoglienza, sia il principio di redistribuzione automatica, chi sbarca in Italia sbarca in Europa e poi ogni singolo paese deve anche occuparsi dei propri rimpatri, quindi di fatto vuol dire che
deve... L'accordo di Dublino viene messo in discussione, deve farsi degli accordi singoli. La direttiva di Dublino si cambia con l'accordo di 28 paesi. Dobbiamo passare ai 24. Attenzione, Infatti adesso perché Visegrad non nasce a caso l'accordo nasce per avere il gruppo che bloccava tutto questo. Perciò mi sembra... Insomma, Italia, Francia, Germania, Malta affermano questo principio che quando uno Italia, Francia e Germania non sono, hai capito, tre paesini, però posso e si dire, afferma il principio che quando uno sbarca in Italia sbarca in Europa. Adesso noi discutiamo con gli altri 24, però il problema qual è? Ci sono sanzioni per chi non accetta. È il nodo fondamentale. Questo è un obiettivo, sanzioni, però quante ne paghiamo noi ogni anno per qualsiasi cosa? Cioè, cosa intendo dire? Che poi noi decidiamo così, ci sono delle sanzioni, poi bisogna vedere se i singoli stati preferiscono le sanzioni. Questo mi sembra un bel segnale. Adesso lavoriamo perché questa cosa diventi, come dire, certo, però quante sanzioni paghiamo noi ogni anno? Però bisogna noi capire le paghiamo, se si fa o no. Io sono stato in Europa, allora tu cambi Dublino prima di mettere le sanzioni, perché oggi con Dublino le sanzioni non le metti a nessuno. Sono solo parole. Quindi se non cambiamo Dublino non si può applicare questa roba. Tu le sanzioni le applichi sulle regole e la regola di Dublino dice che dove sbarcano bisogna assumersi tutta la responsabilità. Abbiamo provato 20 volte a cambiare Dublino, non ci siamo mai riusciti. Perché? Perché tu devi trovare l'accordo e l'accordo non lo trovi, ma lo devi trovare in Parlamento. Il tentativo che stanno facendo è quello che ci sia un sai gruppo... chi hanno messo adesso al posto di Tusk? Michel? Sai chi è Michel? L'ex primo ministro belga. Quello belga, sì. Qui, questo sono bei slogan, fatti bene, siccome hanno un problema che si chiama Salvini, che da questo potrebbe trarre, non da questo, ma da quello che c'è, trarne grandi vantaggi nella battaglia politica, tentano di fare questi accordi. Beh, guarda, a me risolvono i problemi. Perché anche se firmano questi accordi e non cambia nulla, non cambia nulla. No, ma devono per forza cambiare, altrimenti non sarebbero accordi. L'hanno firmato un'ora fa. I quattro paesi se li ridistribuiscono loro. Intanto così l'Italia è tornata ad essere dice, io non applico protagonista. Dublino, ma accetto una cosa diversa. Sernagiotto, l'Italia è tornata ad essere protagonista e a partecipare su un tema che da 20 anni che appunto affrontiamo. Tutti i governi hanno cercato di modificare questo punto del trattato di Dublino. Ora abbiamo trovato l'accordo di Germania, ripeto, Francia, Italia e Malta. Adesso andiamo a discuterlo. Escludi e già vediamo... Italia e Malta che subivano. Sono tornati Francia e Germania che vorrebbero decidere. Non li fanno decidere. Vediamo. Non li fanno decidere. Vediamo come andrà a finire. Se già ci sarà una ridistribuzione tra una parte di paesi che accettano, è già un risultato. Che vuol dire che quando arriva la nave di 150 vorrei ricordare che anche le battaglie fatte da Salvini, il 70% ce lo tenevamo comunque noi. Ecco, immaginati senza Salvini cosa possiamo ottenere su questo. Prima di Salvini l'ha fatto Minniti. Minniti aveva fatto un'altra cosa. Ha fatto gli accordi, ha fatto gli accordi bilaterali e ha ridotto drasticamente gli arrivi. Ma non c'entrava il ragionamento di oggi. Minniti va in Libia e dice: se ve li tenete, la Germania è andata in Turchia e ha detto all'Europa di dare 3 miliardi per tenersi là tutti i siriani e poi ne ha voluti 6 tanto per capirci. Mi sembra siano accordi più di facciata. C'è la pubblicità, Tony? Adesso vediamo, so che ne abbiamo tante. Lo valuteremo in un tempo medio, diamoci almeno un mese di tempo. Non ho capito se c'è la pubblicità, perché io ho come l'impressione che Marcato voglia dire qualcosa su questo tema. Sì, è un tema che non l'ho mai trattato. Allora, un minuto, meno di un minuto, poi sentiamo Marcato e Baldini. Con voi. Allora, torniamo in diretta, 351 1755 340 per scriverci, firmato l'accordo con l'Europa, redistribuzione dei rimpatri, quindi arrivano in Italia e vanno redistribuiti. Questo è l'accordo, ve lo ricordo ancora una volta. Per caso vuole dire qualcosa su questo? Proprio per caso.
Allora, prima considerazione, è la quarta o quinta volta che sento dire, basta andare a vedere le agenzie, di accordi, che sento dire finalmente l'Italia ritorna protagonista. L'ha detto Gentiloni e l'ha detto anche Matteo Renzi quando ha detto vado là e batto i pugni sul tavolo europeo sul tema dell'immigrazione. Quindi il fatto che insomma, oggi finalmente l'Italia ritorna protagonista, non ho capito a che cosa alludessero i premier precedenti del Partito Democratico. Primo tema. Secondo tema, la rotazione, non l'ha detto nessuno, ma la rotazione dei porti di accoglienza è su base volontaria. So già l'accoglienza è un'altra cosa. La disponibilità dei porti di accoglienza è su base volontaria, ok? Quindi può essere che quando ti tocca a te mi dici di no. Perché? E lo sappiamo come funzionano queste cose, il porto ha dei problemi, il mare è in burrasca, insomma è volontario. Vabbè, però se arrivano in Italia non possono essere portati. La rotazione dei porti di accoglienza, di approdo, è volontaria, secondo questo accordo. È volontaria, ok? Ecco. Secondo elemento, tutto questo accordo riguarda solo i migranti che arrivano con le ONG. Non riguarderà gli sbarchi autonomi che nel 2019 in Italia hanno portato la maggior parte di migranti, ma solo quelli salvati dalle navi scatterà ad ogni arrivo di una nave. Perfetto, quindi stiamo parlando di una parte assolutamente minoritaria. Beh, in questo accordo non c'è l'assenso di Spagna e Grecia, e scusate se è poco, perché mi risulta che la Germania, il Belgio non siano proprio, come dire, vicinissimi al mar Mediterraneo. Non mi pare che siamo altri, un po' più a Grecia, un po' più la Spagna, ma non mi pare che la Germania abbia tanti approdi vicino all'Africa, non mi pare. Ecco, non c'è l'assenso di Spagna e di Grecia, ok? In questo accordo. Ultimo elemento. La ratifica dell'accordo siglato oggi, che come vi ho appena detto è un accordo che non ha nessuna valenza di concretezza, va ratificato da tutti i paesi dell'Unione, il che vuol dire che questo non accadrà mai, per cui in realtà siamo al punto di partenza, perché se loro vogliono vendere questa ennesima bufala come il risultato dei risultati, rispetto al nulla di prima con cui non si parlava con nessuno, oggi eravamo, dovete contestarmi quello che ho detto, però non andare, perché è una tecnica dialettica che conosciamo tutti. La tecnica è contesta quello che ho detto, quello che ho detto è vero o no? Quello che ho detto è vero o falso? No, è falso perché è falso, lo verificheremo. Tu dici che è carta straccia questo accordo. No, lo verificheremo. Io ho detto che è su base volontaria la rotazione, è vero o no? È un dato questo. Bene. Questo è un dato. Che riguarda solo i migranti che arrivano con l'ONG, è vero oppure no? È vero? E che deve essere ratificato? È vero. E che l'accordo non partecipa la Spagna e la Grecia? È vero o no? Di fronte a zero accordi. Rispondimi a questo, è vero o no? Eravamo di fronte a zero accordi. Non è che io ti ho detto di fronte all'isolamento. Allora, dovevo far parlare Baldin, onestamente toccava Baldin, dai, dopo torniamo su quelli che questo, Assessore, è il primo punto di partenza. Ovviamente si faranno altri incontri sperando che aderiscano la maggior parte dei paesi, anche perché vorrei ricordare è sbagliato quello che ho detto. Un'eredità che abbiamo ricevuto, quella del Trattato di Dublino, che non hanno fatto i 5 Stelle chiaramente. Dimmi solo se è falso quello che ti ho detto. No, è falso quello che tu dici che è carta straccia. Serve l'unanimità di tutti i paesi, non è carta straccia, è volontario. Contestami le considerazioni che io ho fatto, contestami quelle. Ho detto il falso? Ma anche un'altra cosa, che in 14 mesi è carta straccia, è la mia opinione. Vi prego, Baldin, concluda. Fatto un accordo. Aspetti, Pellicani, concluda. Io dico che in 14 mesi non è mai stato fatto nessun tipo di accordo, ok? È vero? Quanti rimpatri sono stati fatti da Salvini, cosa che aveva detto all'inizio? No, ma scusa, parlavamo dell'accordo di oggi. Però devi scusa, lui ha fatto una domanda sull'accordo di oggi. Non ti ha detto quanti rimpatri ha fatto Salvini? Ma quello di oggi è un accordo. Bloccare i porti, poi ci arrivavano allo stesso di notte. Smentito clamorosamente dal sindaco di Lampedusa, che addirittura dice io sono stato persino minacciato. Aspetti, Marcato. Come? Il sindaco di Lampedusa, del PD? Se avete visto, ha dichiarato di aver ricevuto anche delle minacce da Salvini per aver detto quella che secondo lui è la verità.
Allora, in questo anno... Quale verità? Quelle che arrivavano con i Quella che barchini? arrivavano con i barchini di notte. Sì, però l'hotspot non era in queste condizioni, però. Vabbè, però di fatto arrivavano Io oggi l'avvocato in gli sbarchi fantasma, è stato detto da Salvini che bisognava rimpatriare. Lei mi ha fatto una domanda, loro stanno contestando quello che io ho detto dicendo altre cose. Ripeto, quello che ho detto è la verità oppure no? Ti faccio una domanda, hanno fatto un accordo oggi? Chi è che doveva rimpatriare? Io posso avere l'opinione che sia hanno fatto un accordo oggi? Che è quello che ti ho detto prima. No, con quei punti che ti ho detto prima. Perché devono essere carta straccia? È la tua opinione. È un primo punto di partenza. Mentre 4 punti sono isolamento dal mondo. Allora non bisogna mai fare niente. Scusate, io ho contestato 4 punti. I 4 punti sono veri oppure no? Sono veri, un punto primo. Ma seconda cosa, secondo me è carta straccia, secondo te no. Ma ragazzi, a me non mi limonare. È diversa. Allora non bisogna mai far nulla. Scusami, tu neghi lasciamo le cose come stanno, bisogna iniziare. No, lui dice fare ma diversamente. Vi prego, se no non ci capiamo. Aspetti Marcato. Ora oggettivamente Antonio Pellicani. Tu neghi l'evidenza. Aspetti Baldini, se no a casa non capiscono. Neghi l'evidenza che oggi è stato firmato un accordo, un fatto importante, dopo che per 15 mesi abbiamo vissuto nell'isolamento con tutti gli altri. Cioè da un lato ho contestato dei punti. Tu devi farmi parlare, io ho contestato dei punti. Io me ne vado via, te lo dico ho contestato subito. dei punti. Io me ne vado via, però. Lui dice contesto nel senso. Allora, aspetti. Io parlo e tu mi fai parlare, capito? Io stai parlando con me, giusto? No, io parlo con i telespettatori. Allora, parli a me, parlo con Allora, parlo con i telespettatori. Facciamo finire Pellicani, la prego. Parla con me, scusa. Parlo con i telespettatori parli con me, Pellicani. Parli con me. Che è stata negata in questa poco fa l'evidenza che oggi, dopo 15 mesi di isolamento totale dal mondo in cui non parlavamo con nessuno, pur stabilendo e dicendo giustamente che il tema degli sbarchi in Italia è un tema europeo, non può riguardare solo l'Italia, oggi, dopo mesi, ripeto, di isolamento, abbiamo fatto un accordo con Germania, Francia e Malta, quindi con l'asse appunto che diceva prima Marcato, franco-tedesco, in cui rivendichiamo e ristabiliamo che i migranti che arrivano possono essere distribuiti su base europea e anche se su base volontaria gli sbarchi avvengono a rotazione. Dopodiché sono previste anche l'introduzione di sanzioni per chi non rispetta gli accordi. Questo io credo che sia un passo in avanti. Come un passo in avanti, e concludo, era quando il ministro Minniti, quindi il governo precedente al governo della Lega, aveva fatto degli accordi bilaterali che avevano drasticamente diminuito gli sbarchi, e lì è stato veramente il momento di svolta, quando Minniti ha fatto gli accordi, non quando Salvini blaterava. Allora, la redistribuzione tra i paesi che aderiranno sarà obbligatoria e lo Stato che riceverà la sua quota di migranti dovrà farsi carico dell'accoglienza, della valutazione dell'istanza di asilo, ma anche del rimpatrio di chi non ha diritto, quindi deve fare poi degli accordi, però ogni Stato deve fare i suoi accordi. Gli sbarchi però continueranno a essere soprattutto nei porti italiani e maltesi, la rotazione dei porti, altro concetto che all'Italia stava a cuore, avverrà soltanto su base volontaria, dunque tranne che in momenti di particolare pressione sarà poco probabile che altri paesi si offrano di ospitare le navi nei loro porti. Sto citando la Repubblica, non è che sto citando la Repubblica. Grazie per l'onestà intellettuale. Guarda, a me basta così. Noi li abbiamo sempre riconosciuti. Quando qualcosa di buono è portato avanti da PD, cioè qualcosa di buono ma non ottimo, ho capito cosa? Sono insediati con il nuovo governo. Dopo il disastro del ministro Alfano, la peggior tragedia, e il primo ministro Renzi in questo caso sull'immigrazione è stata una tragedia. Poi è arrivato Minniti che ha cominciato a fare degli accordi, non parlando con l'Europa, parlando con la Libia, Maghreb, la Tunisia, eccetera. Paesi di cui poi la Tunisia minacciava e chiedeva ulteriore olio d'oliva in Europa a dazio zero. Ha ottenuto risultati. Ha ottenuto dei buoni risultati. Quello che si fa oggi invece, Jean-Claude Juncker è venuto almeno 7 volte in Parlamento a minacciare i paesi dicendo vi taglieremo i fondi, vi faremo, sono tutte parole.
perché se tu non cambi Dublino, tu non minacci niente ai paesi, cioè tu le regole, quando noi paghiamo delle sanzioni drammatiche sulle discariche, perché nessuno sa niente, dovremmo andare a vedere cosa paghiamo. Esatto, per quello dicevo io, anche noi paghiamo le sanzioni, ma perché ci per sono esempio le regole. Dublino è una regola scritta, che non è un trattato, è un regolamento, ma è un regolamento che se non lo modifichi, tu puoi dirli, puoi minacciarli, gli altri paesi, fare tutto quello che vuoi, ma è tutto su base volontaria, perché anche quella della distribuzione è su base volontaria, non c'è alternativa. Allora, la Germania e la Francia hanno capito che gli conviene ogni tanto dire datemene 30, datemene 20 e compagnia, perché da quando hanno bloccato la Germania, da quando ha bloccato la rotta balcanica e li ha messi nei campi di concentramento in Turchia, perché questa è la verità, perché sennò ci raccontiamo delle balle, ne ha messi 3 milioni di siriani. Sì. Ecco, tanto per capirci. E la Turchia, per accettare questo, ha chiesto 6 miliardi, 3 offerti in modo volontario dall'Europa e 3 poi subiti, sempre per fare un favore a quell'area della Germania che la tratta, quella dei Balcani, andava lì. Allora, io apprezzo che la Germania e la Francia dicono per la prima volta sì, facciamo, ma questo accordicchio diventerà carta straccia come le grandi minacce di Jean-Claude Juncker. Io dico hai questo, capito? però Qui accordicchio carta straccia, per vincere la battaglia deve modificare il regolamento di Dublino, e allora lì si possono inserire sanzioni pesantissime che sono costretti a pagare. E questo lo sappiamo, e forse dovremmo anche modificare il regolamento laddove, capito, c'è sempre bisogno di unanimità. Questa mi sembra molta propaganda. Ma dopo di questo io dico questo, io capisco il nervosismo dell'opposizione, ma noi siamo al governo da 2 settimane. Allora, oggi stiamo discutendo di 2 temi che abbiamo comunque dimostrato di essere sul pezzo. Oggi autonomia alle 10 migranti è venuto a Venezia, prima tappa, riconoscimento quindi, no? dell'importanza del territorio. Questa volta è venuto qui, politicamente capace e oggi il ministro Lamorgese, che tra l'altro è stata per 3 anni prefetto di Venezia, ha firmato questo accordo. I problemi sono risolti dell'autonomia e delle migrazioni? Certamente no, però io credo che sono 2 fatti importanti. Vogliamo demolirli, dire che non contano niente, che l'autonomia non si farà mai, che questo accordo è un accordo di carta straccia, dite quello che volete. Noi siamo qui per cercare di governare e per risolvere i problemi dei veneti anche, oltre che di quelli del tuo paese. Però con l'accordo sui migranti, leggevo questa settimana, l'Italia sarà con le mani legate, non si parla di quelli economici, scrivono via SMS adesso. Allora, siccome ho meno di 1 minuto e la questione merendine, diciamo, che ha citato all'inizio trasmissione, invece Marcato, tassa sugli aerei, che cosa pensa? Ma io credo che tasse non dovremmo metterne, non dovremmo mettere tasse né su questo, cioè le riforme, anche la riforma sull'autonomia avrà un costo probabilmente, no? Perché tutte le riforme poi hanno un costo, però non dobbiamo aumentare le tasse su nessuna partita di quelle grosse che abbiamo in gioco. Questo è... Baldin? Beh, chiaramente non posso fare altro che accodarmi, è inevitabile che anche l'autonomia avrà dei costi. Noi siamo per creare le minor tasse possibili, anzi faremo il possibile perché ciò non avvenga, ma vorrei ricordare ai colleghi leghisti che se oggi siedono all'opposizione è solamente colpa del loro capo politico, cioè che se Salvini non avesse avuto il colpo di matto, oggi sarebbe lui a trainare la questione dei migranti, la questione delle tasse. Grande successo, 9% dei migranti sarà redistribuita su base volontaria, scrivevano via SMS. Merendini non mi ha detto nulla stasera, è finita questa cosa, è la classica buttade che si lancia, poi si vede... No, io sono un osservatore in questo momento e vorrei proprio capire come fanno a sminare i 23 miliardi del 19 e i 28 del 2020. Vorrei capire come possiamo rilanciare la nostra economia ferma, morta e compagnia, perché se non rilanciamo l'economia e l'occupazione, i 160 tavoli aperti di crisi, l'ultima grande dramma, quello della Whirlpool, ma poi ce ne sono altri 159 aperti. Non sappiamo come va a finire all'Italia, non sappiamo come va a finire l'Ilva e compagnia. Poi se vogliamo dare a tutti il reddito di cittadinanza,
facciano loro. Io sono fuori da questa partita, vengo dal lavoro, sono figlio degli anni 70, perciò la grande industrializzazione del Veneto, perché arriva dopo di quella della Lombardia. Questa è una grande scommessa, una grande sfida che abbiamo di fronte e concordo con te. Cercheremo di fare quello che non siete riusciti a fare, cercheremo di fare qualcosa. Quello che loro non hanno avuto il senso della responsabilità. Visto che ricita, voi avete detto che la manovra era pronta sia per scongiurare l'aumento dell'IVA che per mantenere la flat tax, la quota 100, fare la flat tax. Sì, quindi anche loro nell'ultimo anno io sono venuto più di qualche volta qui nella sua trasmissione e in altre sempre del gruppo, e per un anno io ho dovuto con grande artifizio retorico ho dovuto difendere il reddito di cittadinanza, lei se lo ricorda, l'equilibrismo, no? Sì, ho dovuto difenderlo per un dovere di scuderia, premettendo che non era sicuramente la genialata del secolo, e in ogni puntata, qua come in altre trasmissioni, mi ritrovavo con uno del Partito Democratico che mi diceva che era una schifezza immonda. Questo loro lo confermano. Adesso io pretendo da cittadino veneto italiano che il primo provvedimento che venga assunto che abbia un valore sui conti sia togliere il reddito di cittadinanza. No. Perché questo non lo faranno. Ma ho capito, ma non si può, perché voglio capire che cosa facevano, che cosa hanno fatto per un anno, cioè il problema loro mica ero antipatico, cioè non capisco, perché loro in ogni puntata tiravano fuori il reddito di cittadinanza e mi dicevano, ma è marcato, scusa, uno come te non può dire che sta cosa qua va bene. Loro ogni volta mi dicevano, adesso io chiedo per loro è la panacea di tutti i mali, e vabbè chi lo porta avanti, ma per loro era il male assoluto. Oggi c'è un problema di... Noi abbiamo sempre detto che siamo per loro, no? Ragazzi, noi avevamo il reddito di inclusione, che era qualcosa di molto simile. Sì, però oggi accettate il reddito di cittadinanza e lo portate avanti. E adesso diventa molto simile. Aspettiamo i navigator che a ottobre dovrebbero arrivare. È sempre stato molto simile. È tutto suggestione, che deve essere un'occasione, non certo per stare sul divano, capito? Ma un'occasione di formazione e di ma non accesso. Dicevate questo fino a un mese fa. Sempre detto questo, guarda, sempre detto questo. Sempre detto questo. Io sono venuto qua a Va bene, grazie per essere stati con noi. Chi ci ha seguito da casa, ci rivediamo con Ring lunedì prossimo. Grazie, buonanotte.